Torre di Quartesolo, ore 3:10 di notte, una banda assalta il laboratorio Orafo Costa Sergio SRL in via Monte Carso, nella frazione di Marola. L'esplosione per aprire la cassaforte e poi le fiamme svegliano i residenti. Verso le 3 mi ha svegliato mia moglie che ha sentito partire un allarme e un botto praticamente, un rumore forte, tipo un petardo grosso, voglio dire. Il bottino è ingente, si parla di 20 kg d'oro semilavorato per un valore attorno al €1.000.000. Un assalto alla Mala del Brento, un vero e proprio comando organizzato ha preso di mira il laboratorio incastonato tra le abitazioni di una via senza uscita. I banditi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero entrati e scappati da dietro il laboratorio, il lato che dà sui campi, appoggiata al muro ancora la scala e le corde. Una volta saliti dal terrazzo hanno divelto l'inferriato di un ufficio e sono entrati, poi utilizzando la bombola di acetilene hanno puntato ad una delle 3 cassaforti. Tutto si è svolto in pochissimo tempo. L'esplosione e poi le fiamme hanno danneggiato gravemente l'edificio. Il boato è stato fortissimo ed ha richiamato l'attenzione dei vicini svegliati di soprassalto. Molta paura e soprattutto preoccupazione per la moglie e il figlio, voglio dire, perché insomma quando succedono queste cose un po' d'ansia ti viene, anzi un po' tanta, un po' d'angoscia. Il tempo di uscire per capire cosa stesse succedendo e, come ci racconta questo vicino che preferisce non farsi riprendere, nel buio della notte notare le sagome in fuga. Lei li ha visti scendere? Sì, E quanti erano? in due. In due? Io ho visto due, ma sentivo che parlavano in campo, non lo so quanti, ero paura a vedere indietro. Hai preso paura, ho sentito l'esplosione? Mamma mia, come no, quando vedi. E dopo ho cominciato fiamme. Una fuga attraverso i campi che la banda ha protetto dall'altro lato del laboratorio con rete utilizzata per bloccare le uscite delle abitazioni circostanti e la strada di accesso alla via. Bloccate con delle corde anche il cancello e la porta della confinante abitazione del fratello del titolare del laboratorio. Sul posto poi sono giunti i Rangers allertati dall'allarme scattato. Al loro arrivo l'inferno. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio e la sezione operativa e il nucleo investigativo dei carabinieri hanno lavorato tutta la mattina per raccogliere le tracce. Adesso è caccia alla banda.